Il dottor Giuseppe Caramanno è il nuovo direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ciò è avvenuto solo dopo poche ore dalla conferenza stampa che ieri ha tenuto il commissario dottor Zappia all'ASP di Agrigento. La direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha fatto il punto ieri sui temi della gestione e delle criticità presso il pronto soccorso. E quindi ecco arrivare i primi segnali di conferma alle parole del commissario Mario Zappia. È già stato infatti individuato il nuovo primario della medicina e chirurgia di accettazione e urgenza a riprova dell'impegno di provvedere a coprire il ruolo nel più breve tempo possibile. Si tratta appunto, afferma dottore Zappia, del dottor Giuseppe Caramanno, che ha deciso di mettersi a disposizione per sostenere appieno le necessità aziendali che, a far data dal prossimo martedì 1 agosto, metterà la propria esperienza e professionalità al servizio del pronto soccorso. Il dottor Caramanno non necessita certo di presentazioni, essendo una figura professionale ben nota per l'eccellente conduzione negli anni dell'unità di cardiologia UTIC ed emodinamica dell'ospedale di Agrigento. Si tratta ovviamente di una disposizione temporanea, fino all'espletamento delle procedure concorsuali per individuare il nuovo direttore del pronto soccorso, ma il provvedimento giunge ad assicurare immediatamente una guida salda e autorevole al reparto per le attività direzionali in cardiologia. Solo qualora non fosse possibile attenderle personalmente, si legge nella disposizione di servizio, il dottor Caramanno individuerà un suo sostituto in maniera formale, ancora in linea con quanto annunciato nella conferenza stampa di ieri. La direzione aziendale ha inoltre già deliberato l'avvio delle procedure per l'immissione in servizio presso il pronto soccorso di Agrigento di un dirigente medico di MCAU proveniente dall'Humanitas Research Hospital di Rozzano, che ha espressamente disponibilità all'assunzione dell'incarico nei giorni scorsi. La nuova immissione procederà di poco quella di altri 4 sanitari che in regime di libera professione andranno a dare mano forte in corsia. Il dottor Mario Zappia è soddisfatto e ringrazia il dottor Caramanno per la disponibilità mostrata con senso di responsabilità. La nuova nomina rientra nell'ambito dei provvedimenti che, pur rivestendo carattere d'urgenza, fanno parte della gestione ordinaria di tutto ciò che è stato possibile fare e abbiamo fatto per cercare di colmare le criticità. Il nostro impegno, continua Zappia, è massimo e lo è sempre stato, nonostante le difficoltà di reperire nuovi medici accomuni gli ospedali di tutto il territorio nazionale. Per tutto ciò che rappresenterà nel breve intervento di tipo straordinario per fronteggiare l'emergenza, abbiamo ricevuto dalla Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano, indicazioni precise sul prossimo ricorso a medici provenienti anche dalle forze dell'ordine e dall'esercito. Analogamente sarà allestita una tensostruttura esterna limitrofa al pronto soccorso che sarà dotata di ogni comfort che permetterà di colmare alcuni disagi dovuti all'esecuzione dei lavori strutturali di complessivo ammodernamento gestiti direttamente dal governo regionale, assicurando una ricettività di circa 40 nuovi posti letto. Altri posti saranno altresì ricavati, come già programmato, grazie alla rimodulazione di alcuni spazi presso i reparti di nefrologia e di medicina vascolare.